Chiesa di Santa Maria dei Greci si celebra la festa dell'Ascensione, ma è anche la giornata mondiale delle comunicazioni sociali. Così alla Santa Messa di ieri mattina, presieduta dal Cardinale Montenegro, presente anche un gruppo di giornalisti agrigentini. A loro si è rivolto durante l'omelia l'Arcivescovo. Ecco le parole di Don Franco rivolte a chi ogni giorno ha il delicato compito di informare, facendo opinione. I giornalisti, gli operatori della televisione che sono più presenti, stancatevi di guardare le cose belle che ci sono attorno, perché voi dovete tradurre in parole, in immagini, in suoni, quel bello che c'è. Invece sembra che ormai è soltanto cronaca nera. Ma il giornalista ha un compito grande. Il Papa dice a voi che macinate informazioni, questo è un termine che lui usa nel messaggio di oggi, dice, l'ho detto tante volte, siate onesti e rispettosi, siate amanti della verità e costruttori di verità. Il giornalista non è soltanto colui che mi informa, ma mentre mi informa costruisce la realtà, però se lo fa con gli occhi chiusi o con i colori neri agli occhi, come può comunicarmi la verità? Io mi permetto di dire, non svendetevi soltanto per uno scoop, perché tante persone vengono ferite mortalmente, solo per una parola scritta, per un'immagine vista, perché c'è la morte fisica, c'è la morte civile. Quanta gente è morta solo perché si è detto ma lui è, lei è, e poi ci siamo accorti che non era. Prima di arrivare a giudicare ci vuole del tempo. Se dovessero giudicare me con la stessa velocità con cui giudico gli altri, potete chiudermi in un ripostiglio e non uscirne più. Però io voglio che quando giudicate me, prima guardate le cose come sono. Ecco perché dico il giornalista ha questa responsabilità. Voi non solo operate nella società, siete responsabili nella società, perché voi fate opinione pubblica. Io leggo quello che voi scrivete e dico è così. E se scrivete il falso, perché mi dovete far credere che quello che dite è vero? Allora vedete, raccontate il positivo, comunicate anche fiducia e speranza. Noi viviamo in una società, dice il Papa, angosciata. Questa società che ormai sembra che abbia piacere di guardare le pozzanghere e si dimentica di guardare il cielo. Ricordatevi del cielo che portate dentro mentre prendete la penna in mano o la telecamera, perché è soltanto attraverso quella lente che zoomando potete vedere dei particolari che anche la gente non sa più guardare. Quell'immagine del professore che fa guardare il foglio, che cosa vedete? Un'immagine che vi deve accompagnare sempre, perché è facile dire c'è una macchia, non riusciamo a renderci conto che c'è un foglio bianco. Il Papa dice, ricordate che la vita dell'uomo non è una cronaca asettica, ma una storia in cui molto dipende dallo sguardo con cui viene colta, dice dagli occhiali con cui si guarda. Se sono un uomo di speranza e di fede, anche quando racconto un fatto di cronaca nera, so raccontarlo. Se mi manca la speranza e la fede, metto soltanto fatto, con la scusa di essere onesto nella descrizione.